Il gruppo del Partito Democratico ritiene prioritario in questo momento, anche nella regione del Veneto, mettere al centro della nostra attenzione il tema della tutela, della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Purtroppo le cronache giornalistiche ci riportano quasi quotidianamente di infortuni, incidenti sul lavoro, spesso anche mortali. La regione del Veneto non è ancora dotata di una legge organica e strutturale per proteggere le lavoratrici e i lavoratori dai rischi che corrono andando a lavorare e dunque riteniamo fondamentale che questa legge sia posta all'attenzione del Consiglio regionale. Premesso che è impossibile accedere a informazioni complete rispetto all'attuale dotazione degli SPISAL nella nostra regione, è evidente che per la funzione che gli SPISAL svolgono sia in termini di prevenzione che in termini di vigilanza e controllo, se vogliamo davvero presidiare il campo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dobbiamo dotare l'organismo che svolge le attività di prevenzione e di controllo di un numero di persone congruo che siano dotate delle competenze che oggi sono necessarie nel mondo del lavoro. In Veneto non esiste una legge per il contrasto al caporalato, eppure la nostra regione, in particolar modo tra le regioni del nord, è un territorio particolarmente esposto a questo fenomeno di sfruttamento. In questa proposta di legge individuiamo alcune azioni fondamentali per contrastare il caporalato. Prima fra tutte la promozione della rete per il lavoro agricolo di qualità, una rete a cui la regione dovrebbe invitare le imprese ad aderire per certificare la loro qualità sul campo della salute e della sicurezza sul lavoro. Calcolate che soltanto poco più del 4% delle imprese agricole del Veneto oggi aderiscono a questa rete. Proponiamo l'istituzione di elenchi telematici per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro agricolo per una ricerca di lavoro stagionale trasparente e legale, e poi ci sono un'altra serie di azioni che la Regione può mettere in campo per garantire un trasporto sicuro dei lavoratori da casa al luogo di lavoro, per garantire loro delle abitazioni dignitose, per garantire loro della formazione adeguata, in particolar modo stando attenti alla mediazione linguistica, un canale preferenziale per quanto riguarda le lavoratrici agricole donne che sono al momento molto sfruttate, e infine la necessità di costruire una relazione, un protocollo d'intesa con la grande distribuzione per ripristinare la legalità lungo tutta la filiera, dal campo dove si raccoglie la frutta e la verdura allo scaffale del supermercato.